Parliamo adesso della performance che a metà percorso le ragazze dell'associazione Cheat stanno portando avanti con le detenute del carcere di Taranto. Dico a metà percorso perché da qualche tempo è iniziato questo laboratorio teatrale e adesso si fa una prima sintesi, insomma, di come sta andando. Una performance che noi non possiamo vedere perché verrà svolta all'interno del carcere, ma che ci verrà raccontata domani a Palazzo Ulmo in un pomeriggio in cui si parlerà delle attività dell'associazione e anche di come è andata questa prima prova, diciamo così. Il titolo dell'evento è Non avrò bisogno di fuggire, dicevamo Palazzo Ulmo alle 18:30 di domani. Ne parliamo con Silvia Convertini e Irene Dalò, che sono proprio espressione di Cheat, questa associazione che porta avanti questo progetto. Buongiorno ragazze. Buongiorno Marina, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, prima domanda è ovviamente spiegateci cosa fa Cheat all'interno del carcere. Io in pillole, insomma, l'ho detto, però insomma siete impegnate in un bel percorso e anche che tipo di riscontro avete dalle detenute con cui state portando avanti questo percorso? Allora, portiamo avanti un laboratorio teatrale all'interno appunto della sezione femminile della casa circondariale di Taranto. Siamo partite ad ottobre, quindi il percorso va avanti da qualche mese ed è incentrato, diciamo, sullo studio della figura della donna. Siamo partite da lì, anche da testi teatrali, per poi approfondire testi che riguardano il femminismo intersezionale. La performance, il lavoro, diciamo, è portato avanti collettivamente, quindi le ragazze hanno contribuito, continuano a farlo a tutti gli effetti alla realizzazione della performance che appunto avrà luogo domani. Quante sono le detenute coinvolte nel progetto? Sono all'incirca 6, tra cui anche detenute che sono uscite dal percorso all'interno della casa circondariale e stanno continuando la detenzione domiciliare. Ah, ecco, quindi continuano anche, insomma, avendo lasciato il carcere. Sì. E come avete lavorato con loro? Insomma, da dove si parte? Anche per creare un clima di fiducia, immagino, e di empatia. Abbiamo iniziato sin dal primo giorno con delle letture di testi teatrali che affrontano la tematica del femminismo intersezionale anche in senso lato. Cioè il primo testo che abbiamo letto è la chiave dell'ascensore di Agatha Christoph, che narra la storia di una donna che in qualche modo gli è stata privata è stato privato ogni tipo di libertà dal proprio marito, sino ad arrivare alla sua consapevolezza e la liberazione. E da quel testo in poi abbiamo attraversato vari testi anche non teatrali, tra cui testi anche di Michela Murgia che abbiamo lasciato al carcere all'interno della biblioteca come donazione, e poi abbiamo attraversato più una parte pratica, quindi decidere la performance, la sezione trucco, costumi, scenografia dello spettacolo. Quando va in scena questo spettacolo? Non so se vuoi farlo dire a Silvia o Irene, continui tu, è lo stesso, eh? Sì, allora debuttiamo domani, se così si può definire, insomma, un debutto alle ore 16, all'interno sempre della sezione femminile della casa circondariale. Ok, e poi racconterete com'è andata alle 18:30. Esatto. Sì, a Palazzo Ulmo ci sarà una breve restituzione di materiale audiovisivo raccolto e prodotto in tutti questi mesi di lavoro. Ok, quindi insomma sarà anche possibile vedere un po' com'è andata a questo punto. Sì, infatti siccome oggi faremo una prima restituzione performativa anche per le ragazze dell'istituto, oggi in realtà la vera prima è oggi, una prova generale con spettatrici, le ragazze dell'istituto, durante la quale faremo un video e proveremo a portarlo domani durante la restituzione a Palazzo Ulmo. Va bene, allora un grande in bocca al lupo ragazze per questa esperienza, soprattutto fate un in bocca al lupo a chi si sta impegnando con voi in questo percorso, a tutte le detenute che hanno deciso di mettersi in gioco, che insomma non è sicuramente cosa facile, ma state facendo una cosa bellissima, quindi grazie da parte di tutta la comunità.